Sindaco, il tanto atteso momento è arrivato. Oggi i fedeli della diocesi di Agrigento, della Sicilia e di tutta Italia, di tutto il mondo vedranno finalmente il corpo del Beato Livatino. Allora, un momento significativo, un momento forte per la città di Canicattì, così come hai detto anche per tutta la diocesi, ma per tutto il mondo intero. E questi sono momenti importantissimi per la città di Canicattì. È vero che possiamo creare in questo momento un po' di disagio perché abbiamo chiuso parecchie strade, ma devo dire un qualcosa che sicuramente porterà all'apice la città di Canicattì, perché la città di Canicattì è una città accogliente e quello che noi stiamo facendo, stiamo realizzando grazie, devo dire, all'Arcidiocesi di Agrigento, che io ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Alessandro Damiano per come abbiamo collaborato e quello che la Chiesa sta facendo per la comunità canicattenese, e noi abbiamo risposto positivamente al momento in cui c'era di collaborare, anche di programmare tutto quello che c'era da programmare sia per il 15 marzo e sia per oggi il 10 maggio, perché non era facile. Per cui dico, abbiamo creato un po' di disagi alla comunità, ma devo dire che la città di Canicattì ha risposto abbastanza bene e io ringrazio tutta la cittadinanza per come ha risposto. E questi sono momenti in cui a noi sicuramente ci saranno aspetti positivi, perché Canicattì avrà benefici, perché è una città che realmente può dare tutto. Noi abbiamo dato tanti Natali importanti, come il Beato Rosario Angelo Latino, come il Venerabile Padre Gioacchino, ma non possiamo dimenticare che un altro martire della giustizia è stato ucciso dalla mafia, è Antonino Saetta e il figlio Stefano, per cui dico, dobbiamo anche ricordarle in queste circostanze. Basta pensare che io, prima di fare questo grande momento, noi abbiamo risistemato la rotonda dove ci sono l'immagine del Beato Rosario Angelo Latino e del giudice Antonino Saetta, per non dimenticare mai, perché è giusto ricordarli, perché loro hanno dato la vita per una causa che è quella che non si sono mai piegati, e questo è il momento che sono stati servitori dello Stato e hanno dato tanto per lo Stato, e per cui noi dobbiamo prendere esempio di questi due magistrati, di chi anche è stato ucciso, e non possiamo dimenticare. Per cui dico, queste iniziative, questa cosa bella che oggi Canicattì sta vivendo, sono sicuro che Canicattì risponderà alla grande al momento in cui verranno vari pellegrini nella nostra città, nella nostra diocesi, e noi siamo pronti ad accoglierli in qualsiasi momento. Eccellenza, oggi è un giorno di festa per tutti i cattolici. Un giorno bello, un giorno di festa per i cattolici, ma io voglio aggiungere per tutti gli uomini e le donne di buona volontà, pensosi per la promozione della giustizia e l'osservanza della legalità. E il Beato Rosario Angelo Livatino è un esempio riconosciuto nella Chiesa come beato, e oggi viene presentato dopo un iter, dopo la ricognizione canonica dei suoi resti mortali, viene presentato alla venerazione del popolo santo di Dio. Siamo contenti di questo. Tra poco si sposterà il corpo verso il luogo dove verrà celebrata la Santa Messa, e poi, finita la Messa, sosterrà un po' davanti qui la chiesa, in modo che chi vuole sfilare dinanzi l'urna lo possa fare con agilità, insomma, senza fare calca. Poi è un passo ulteriore, un ulteriore passo, perché la nostra Chiesa, innanzitutto la nostra Chiesa agrigentina, la comunità di Canicattì, si possa riflettere sul contrasto alla mentalità mafiosa, non solo alla criminalità organizzata,
su quella ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura che fa la sua parte importante. Ma per quanto riguarda la mentalità mafiosa, penso che debba essere tutta la società civile a fare la sua parte, in modo chiaro, senza ambiguità. E anche qui la figura del Beato Rosario è una figura chiara, senza compromessi, libera. Allora l'augurio che faccio a tutti noi, che faccio a me, è di poter essere sempre persone limpide nelle proprie azioni, nelle proprie scelte, nel proprio stile di vita, come Rosario. Affidiamo la diocesi a Rosario Livatino. Ma penso proprio di sì, che dobbiamo fare.